Noi avevamo lo scopo di far conoscere e capire la rivoluzione che nella riforma costituzionale si mette in moto. Noi siamo interessati a far conoscere quanto è stato proposto, perché innanzitutto i consiglieri in carica, gli ex consiglieri, i sindaci e quanti sono venuti siano attori propositivi nei confronti dell'opinione pubblica. Ritengo che la riforma porti a un centralismo indiscriminato che produrrà costi enormi e rischia di alterare e di far scomparire modelli virtuosi come quello della Regione Veneto. La sanità della Regione Veneto è un'eccellenza a livello mondiale, così come quella di altre regioni come l'Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia e le Marche. Se passerà la riforma ci sarà una fortissima ricentralizzazione, come già oggi sta accadendo, quindi figuriamoci con la riforma attuata che porterà a smantellare questi modelli. Allora, se la riforma fa risparmiare 40 milioni che sono gli emolumenti dei senatori, probabilmente potrà creare danni per miliardi e fare scomparire dei modelli virtuosi dove oggi quasi da tutta Europa, da tutto il mondo vengono addirittura a farsi curare. La centralizzazione non porta a questo. L'Italia non è la Francia, la pubblica amministrazione centrale italiana è storicamente inefficiente. Quindi è un passo indietro, fa tornare indietro il pendolo della storia al momento del centralismo e in questo modo rischia di produrre costi enormi e non favorire lo sviluppo economico. Credo che allora a questo punto la lotta per l'autonomia con il referendum che farà la Regione Veneto e rivendicando una fattiva autonomia, questo permettendo alle risorse regionali di rimanere sul territorio, cioè su un territorio ad alta resa, potrà favorire lo sviluppo di tutta l'Italia. C'è una riforma che fa del Senato una Camera composta di persone elette dai consigli regionali, che questo sia considerato una riforma centralistica è abbastanza ridicolo. Cambiamo il dizionario italiano allora. Poi il Senato ha numerosi poteri e competenze, le deve esercitare, ovviamente deve esercitare nell'interesse della Repubblica dal punto di vista delle istituzioni territoriali, perché questo è il suo ruolo e questo è il suo compito. Allora voler dire questa riforma indebolisce le regioni, le marginalizza, fa fare un arretramento alle regioni mi sembra assolutamente assurdo. In più il Senato elegge 2 giudici della Corte e quindi le regioni hanno la possibilità di designare tra i costituzionalisti, fra gli esperti, persone particolarmente sensibili alla tutela delle autonomie locali, delle regioni e della Repubblica pluralistica dell'articolo 114. Una riforma che andrà a togliere potere alle regioni e alle autonomie locali, creando così un impoverimento delle risorse che oggi le istituzioni hanno per dare delle risposte ai cittadini. Solamente negli ultimi anni la Regione Veneto è passata da una spesa discrezionale da 520 milioni a 52 milioni di euro dello scorso anno. Lo Stato sta tagliando tutte le risorse e purtroppo di questo passo saremo costretti anche a tagliare i servizi. Quindi un forte no alla riforma costituzionale per dare maggior forza alle autonomie locali. Con il voto sì a questa riforma costituzionale noi andremo a rendere il nostro Paese più efficiente, perché le decisioni saranno più veloci, più snelle, risponderanno meglio quindi ai bisogni di questo Paese che per 70 anni è rimasto fermo. Ci saranno ovviamente meno costi per la politica, perché verrà abolito il Senato, 80 senatori su 100 saranno rappresentanti delle regioni e dei comuni, e ovviamente avremo come regioni la possibilità anche di nominare 2 giudici della Corte Costituzionale, quindi con una funzione di garanzia sulla legittimità delle leggi molto importante. Quello che è emerso oggi è che tantissime sono le criticità, tantissimi sono i punti di domanda. La complicazione anche con cui è scritta questa carta pone dei dubbi a tantissimi studiosi appunto di Costituzioni, quindi dal mio punto di vista poteva essere scritta molto meglio e soprattutto non risolve i problemi che in teoria erano come obiettivo che si erano posti chi doveva fare questa modifica, quindi i tempi certi delle leggi non saranno proprio così. Il compito del Senato federale non è così chiaro come qualcuno dice, quindi questa carta pone molti e molti dubbi per essere poi tranquillamente votata, perché appunto potremo sicuramente fare un salto nel buio senza sapere se andremo a efficientare o meno in questo Paese.